Progetti già realizzati dall'Arlef e programmi per il futuro sono stati al centro dell'incontro tra l'assessore regionale alle autonomie Pierpaolo Roberti e i vertici dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, rappresentati dal presidente Eros Cisilino e dal direttore William Cisilino. È stata una visita preziosa ad un ente che è braccio operativo fondamentale della regione per il sostegno alla lingua friulana, ha sottolineato Roberti. Dei lavori già concretizzati sono stati messi in evidenza il rinnovo dello sportello regionale per la lingua friulana, i corsi di friulano per adulti in collaborazione con la Società Filologica Friulana e la programmazione a favore dei bambini. Fra i progetti dedicati all'infanzia è stato ricordato Maman, trasmissione televisiva tutta in friulano, frutta della coproduzione tra Arlef e Telefriuli. Fra le azioni future è stata segnalata la campagna Generazione Z, ovvero i nati dal 2000 al 2013, un segmento che, secondo il presidente di Arlef, rappresenta una platea maggiormente propensa a parlare in friulano rispetto alla precedente, e il piano di politica linguistica 2020-2024 sul quale i vertici Arlef stanno lavorando. Particolare attenzione è stata rivolta al programma per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festa della patria del Friuli, il cui evento principale si terrà il 7 aprile a Gorizia.